Sotto quest'umido arco, dormita l'ora Ceccardo, partì come un merciaio in Lunigiana, lasciandosi macerie a tergo. Si piacque d'ombre di pioppi, di fiori di cardo. Così, da alcuni versi dell'ultimo Montale, emerge la figura di Ceccardo Roccatagliata Ceccardi. Il poeta, che qui vediamo terzo da sinistra, in un memorabile incontro genovese con D'Annunzio nel maggio 1915, nasce a Genova in via Caffaro, il 6 gennaio 1871, da Lazzaro Roccatagliata e da Giovanna Battistina Ceccardi. Il doppio cognome da lui assunto è un atto di omaggio alla madre. La situazione familiare era disastrosa. Oltre ai dissesti finanziari, gravò presto anche la separazione dei genitori. Ceccardo e il fratello Luigi furono affidati alla madre, la quale però morì nel 1892, pochi anni prima della morte di Luigi. In quel periodo Ceccardi abbandonò gli studi universitari presso la Facoltà di Legge di Genova. Iniziò allora a collaborare con quotidiani e riviste, legandosi a gruppi intellettuali versigliesi e genovesi. Conobbe tra gli altri gli animatori dell'Elettrico. Incominciò a delinearsi la sua personalità e di conseguenza anche lo stile letterario iniziava a prendere consistenza per approdare ai suoi migliori risultati. Al mondo apuano, Roccatagliata Ceccardi è legato non solo dall'affetto per la madre, la casa materna di Ortonovo, dove trascorse gli anni dell'adolescenza, resta sempre presente nella sua memoria, ma anche da una prima esperienza politica. Il suo opuscolo, Dai paesi dell'anarchia, impressioni sui moti del 1894 nel Carrarese, venne sequestrato dalla polizia perché ritenuto sovversivo. Egli, infatti, scrisse a favore dei cavatori di marmo insorti. Erano scene strazianti. Per lo più quei tristi condannati, quasi tutti giovanetti, erano fatti partire col treno del mattino. L'alba si levava lentamente sugli Apuani, i monti delle cave, dove forse i loro padri, i loro fratelli erano morti schiacciati da un masso rotolante per un ravaneto o sotto lo scoppio orrendo di una mina per guadagnarsi un tozzo di pane. La luce scendeva lentamente e gettava dei lividori sulle facce pallide, smarrite dei condannati sul filo delle baionette. Qualche madre, qualche sposa li attendevano talvolta e si slanciavano piangendo, tendendo loro le braccia disperatamente. È vero, volevano fare una rivoluzione, erano stanchi di essere sfruttati, di morire per pochi centesimi al giorno, ignoti sotto i massi e le mine delle cave. Mai più non sapevano neppure cosa fosse una rivoluzione, quanto coraggio e abnegazione ci vogliono a farla. Non tutti i condannati vennero arrestati dai soldati. Molti, negli ultimi di gennaio, erano i fuggitivi sulle montagne, tra le pinete e gli olmi, onde son fitte l'ultime propagini montane dell'Alpe Apuana. Costoro vivevano fuggitivi dalle loro borgate, dalle famiglie, ai venti, ai freddi, alle piogge invernali. Ebbene, lo credereste? Il comando militare fece predicare dai prevosti, dai parroci delle borgate in parola, fece predicare dai preti, alle famiglie, alle spose, alle fidanzate degli accusati, che se essi si fossero arresi nelle mani degli ufficiali, presto tutto sarebbe finito. Tolto lo stato d'assedio, pochi mesi di carcere agli insorti e poi, soprattutto, la grazia sovrana. Oltre al trasporto emotivo, si evidenzia in questo scritto un preciso e attento esame che si avvicina di molto alla cronaca giornalistica. Nonostante un esordio così legato alla dimensione sociale, Roccatagliata Ceccardi resta infatti un individualista. Rifiuta la società, ma non vuole rivoluzioni. La sua vocazione anarchica conosce il vagabondaggio e la miseria, ma anche l'orgoglio del nazionalista, dello storico di culture regionali, del poeta vate superiore alle preoccupazioni quotidiane. Su Roccatagliata Ceccardi e sui suoi atteggiamenti pubblici, duelli, polemiche letterarie e imprese eroiche, sono fioriti aneddoti che hanno di fatto oscurato la sua vitalità nella cultura genovese di fine secolo. Dopo il periodo carrarese tornò a Genova. Qui ebbe i contatti intellettuali di notevole valore per la sua formazione artistica. Nel cenacolo di Sturla, grazie ad Angelo Silvio Novaro, conobbe il fratello Mario Novaro, suo futuro mecenate, che lo ospiterà generosamente sulla famosa La Riviera Ligure.
Ecco alcuni esempi dei numerosi articoli pubblicati sulla rivista di Novaro, dove usò talvolta lo pseudonimo di Comes Lune. Collaborò a vari giornali locali, tra cui Il Lavoro e La Vita Nova. Nel 1901 sposa Francesca Giovannetti. Nel 1902 nasce l'unico loro figlio, Tristano, a cui Ceccardi resta particolarmente legato, anche se non saprà mai sufficientemente provvedere al suo sostentamento. Il figlio, debolissimo di salute, sopravviverà di poco al padre e morirà appena trentenne nel 1932. A Tristano è dedicata proprio una poesia del 1911, la quale ci permette di comprendere un aspetto dell'esperienza poetica ceccardiana. Se il mobil cavallo di legno, o figlio, con tremoli gridi tu impenni, od un emulo al segno correndo fra lassi sfidi, dal gracil tuo petto di bimbo, qual ansia canora si sfrena. Ve, come un olimpico nimbo t'investe che in fronte balena, e penso, a che premio tu tendi? Qual meta dinanzi ti sta? Un bacio o a Ferruccio contendi, inconscio, già l'epica sorte, o via per tumulti di scorte la gloria d'un regno a Murat? Il poeta si chiude poco felicemente nella memoria storica, nel mito della gloria nazionale. Stringe, in quello che Pietro Pancrazzi ha definito severo rigore classicistico, la bella ispirazione nata dal gioco infantile. Il classicismo di Rocca Tagliata Ceccardi emerge anche in testi legati ad una ispirazione naturalistica, ad una capacità di descrizione del mondo ligure, che supera il bozzettismo di maniera per diventare proiezione di una tristezza tutta interiore, specchio di una condizione esistenziale votata dall'emarginazione e alla sconfitta. In molti casi la terminologia ricercata nasconde quella malinconia strana che in Piccolo Porto in Liguria del 1906 fa sì che la musica sia cullata dall'onda marina. O familiar quiete di un picciol porto, un nido di case ad un sinuoso arco si stringe col verde limitare che profonda nell'alga, e tra i riflessi di aeree finestre che pendon fuor da un lembo di oliveti occhieggiando, sonnecchiano in un grembo di azzurra acqua i velier, con un perenne lamentio di carene e uno sbatter di vele levate ad asciugar in sulle antenne o in sui bonpressi. Alcuno de velier offre lucente di catrame recente l'alvo capace, un altro di su un fianco inclina, donde un uman grappo pende a ristoppar con picchiettio d'intenti scalpelli le rembate. Di su una prora un veglio tra il guair del cane che salta in tra il cordame, il tempo scruta e il mare, ed or fumando illude il desio di salpare. Or polendo con rude semplicità serena, vetusto oro e oltremare al santo tutelare della sculta polena. Odor di mare in aria e un sopor lento e grave che disperde le voci, or del vento che varia e or dell'acqua che s'alza e che s'abbassa e nel calare sciacqua tra la ripa e la nave. E intorno impigra una melanconia strana che il cor disvia dietro un rauco richiamo di un augello che migra, o il profil di una barca che, dove il mar s'inarca, a mezzo il ciel distende la vela e di là pende. Le sue esperienze letterarie sono in molti casi significative. Dal libro dei frammenti del 1895 a Sonetti e poemi del 1910, a Sillabe e ombre, pubblicato nel 1925 dall'editore Treves.
La recente edizione di Tutte le poesie, curata da Bruno Cicchetti ed Eligio Immarisio, consente di inserire Rocca Tagliata Ceccardi nell'area liberty e simbolista della nostra poesia. Da Il libro dei frammenti si legga Viale deserto. Svolgonsi sul vial, silenziose, l'ore di luna. Splendono i sedili come in un sogno di infiniti aprili macchie di rose che dilungano in candido filare per rive ombrose dove tace il vento e in mezzo corre un lento scintillare d'acque d'argento. Scende il viale ed un orror raduna di ombre e dall'ombre piene di spaventi escon fantasmi dalle risplendenti ali di luna e vanno con un pallido fruscio fra i grigi orrori e le marmoree panche, spiriti di ricordi nell'oblio delle ore bianche, e come incenso diafano di morte, rose dileguan pel silenzio, il cuore trema. Oh, l'eterno sogno dell'amore e della morte. Nella poesia il bianco è l'elemento dominante e caratterizza il passaggio dal chiarore della realtà all'oscurità della dimensione onirica. Nel suo primo libro di versi, Rocca Tagliata Ceccardi appare dunque intelligente e inquieto precursore delle poetiche novecentesche. Traduce tra i primi in Italia testi di Rimbaud e Verlaine, coglie assai bene il malessere di tutto il decadentismo nei confronti della città tentacolare e soffocante. Si legga al proposito una quartina autobiografica dai frammenti del poema della casa. Era giovane assai e lo aspettava la città con le sue opere sonanti, e baci d'orgia, e fango, e biancheggianti notti di luce elettrica. Oltre agli autori francesi, Ceccardi si riallaccia alle tematiche di poeti italiani come Leopardi, Carducci, Pascoli e D'Annunzio. Vittorio Coletti afferma: Ceccardo è in effetti un poeta che si agita in mezzo ai suoi modelli, ne accoglie istintivamente le suggestioni, ma non sempre riesce a rileggerli con l'originalità voluta, anche se sempre riesce a metterne a frutto la lezione tecnica che imparò ottimamente. Le subisce le fonti, riportandole passivamente o le elude e le dimentica. Il rapporto con i suoi autori cambia per lui, non solo nel tempo, ma anche in sincronia, consentendo accostamenti impensabili e convivenze singolari. I motivi della difficoltà di mantenere costante uno stile letterario vanno ricercati nella sua travagliata esistenza. Le grandi imprese eroiche, che viveva soltanto idealmente, si scontravano con la quotidianità, vuota e meschina. L'adeguazione con il mondo reale appare impossibile. La sua vita, segnata da lutti, da mutamenti emotivi, cambiamenti totali nella sua famiglia, lo porta ad un inevitabile isolamento. Trascorse le sue ultime giornate, infatti, in totale solitudine, nella sua cameretta di via Palestro a Genova. Il 3 agosto 1919, a 48 anni, morì nell'ospedale di Pamattone.